Rapina in una farmacia di Fossalta di Piave, 2 malviventi sono entrati minacciando con un taglierino una cliente di 70 anni, il bottino è di circa 2.000 euro ed è caccia alla banda. È trentino e studia a Verona Antonio Megalizzi, il 29enne giovane giornalista radiofonico rimasto ferito nell'attentato di Strasburgo, insieme a lui 2 ragazze, una è di Salzano. Approvata la finanziaria regionale per il prossimo anno che dovrebbe essere quello dell'autonomia, ma il vicegovernatore Forcolina avverte le risorse in più per i veneti non arriveranno in tempi brevi. 8 baby vandali hanno distrutto un autobus e postato i video del loro operato sui social, sono stati denunciati dai carabinieri di Scorzè. Venezia festeggia il ritrovamento da parte dei carabinieri di una preziosa mariegola e di una pagina miniata del XIV secolo, rubate all'Archivio di Stato oltre 70 anni fa. Nuovo scontro sul contratto decentrato dei dipendenti comunali. Dopo 15 ore i sindacati hanno rotto le trattative con l'amministrazione. Il capo della polizia a Venezia per firmare il protocollo d'intesa per la realizzazione del polo di piazzale Giovannacci con la nuova questura. Buonasera dall'edizione veneziana dei nostri telegiornali. C'è anche una giovane di Venezia, di Salzano, tra le persone scampate all'attentato di Strasburgo. Si tratta di Clara Stevanato, 26 anni, dottoranda di ricerca in storia alla Sorbona di Parigi, dove si è trasferita 3 anni fa. È giornalista per Eufonica, il network radiofonico universitario che trasmette dal Parlamento europeo. Clara Stevanato ieri sera era a Strasburgo con un'altra collega trentina ed il cronista Antonio Megalizzi, che nell'attentato è rimasto gravemente ferito. Il giovane, laureato a Verona, è stato colpito alla testa da un proiettile. Per i medici che lo hanno in cura le sue condizioni sono gravissime. Mentre Clara e l'amica sono riuscite a scappare e a rifugiarsi all'interno di un ristorante, Antonio Megalizzi è caduto sotto i colpi sparati da un 29enne identificato dalla polizia francese ma tuttora ricercato. Ieri sera la testata Eurofonica aveva confermato il coinvolgimento del proprio staff. La cronaca dalla provincia, rapina ieri in tarda serata alla farmacia alla salute di Fossalta di Piave ed ora è caccia alla banda. Sentiamo. 2 uomini con il volto parzialmente coperto sono entrati in azione ieri sera attorno alle 18 alla farmacia alla salute a Fossalta di Piave. I 2 apparentemente giovani e presumibilmente di nazionalità italiana sono entrati nel negozio che si trova nelle vicinanze del centro cittadino e dopo aver minacciato con l'uso di un taglierino l'unica cliente presente in quel momento, una signora del luogo di circa 70 anni, si sono fatti consegnare l'incasso dei 2 farmacisti per poi dileguarsi velocemente a piedi nelle vie adiacenti facendo perdere ogni traccia. Fortunatamente, tranne lo spavento, nessuna persona è rimasta ferita. Il titolare della farmacia ha dato immediatamente l'allarme chiamando il 112. È un episodio che ci allarma e che purtroppo in questo periodo, sotto le festività natalizie, siamo sempre alle prese con questi episodi. Il danno complessivo ammonta a circa 2.000 euro. Le pattuglie del nucleo operativo di San Donà e della stazione Carabinieri di Noventa hanno raccolto ogni elemento utile alle indagini. Stiamo cercando adesso di venirne a capo perché sicuramente un fatto che ha colpito la comunità di Fossalta è un fatto che ci impone di compiere ogni sforzo. I militari dell'Arma hanno raccolto la descrizione dei 2 individui, visionato le immagini del sistema di videosorveglianza e ascoltato i testimoni. Il comandante provinciale dei Carabinieri di Venezia assicura. Si stanno occupando di questo caso sia i carabinieri della compagnia di San Donà di Piave sia il nucleo investigativo di Venezia, che ha delle grandi capacità investigative. Io confido in questo. 8 giovanissimi sono finiti nei guai per essersi resi protagonisti di un atto di vandalismo contro un mezzo della CTV. I fatti risalgono allo scorso novembre a Scorzè. I carabinieri al termine delle indagini hanno denunciato dei minori 7 degli 8 studenti per il reato di danneggiamento. Un 13enne invece non imputabile per l'età era stato comunque segnalato all'autorità giudiziaria. I ragazzini, tutti di ottima famiglia, si erano ritrovati per passare il sabato sera vicino al parcheggio di via Soranzo a Scorzè. Dopo un po', annoiati per una serata che stentava
a decollare hanno deciso di organizzare un gioco eccitante quanto sciagurato, dare l'assalto all'autobus di linea che era parcheggiato a turno. Armati di bastoni e pietre trovati poco distanti, i ragazzini hanno spaccato vetri e specchietti, danneggiato porte e arredi ed hanno anche ripreso la scena con un telefonino per poi diffondere il video sui social. Le famiglie hanno già raggiunto un accordo con la CTV per rifondere i danni. Approvata la finanziaria regionale per il prossimo anno, che dovrebbe essere quello della tanto sospirata autonomia, ma il vicepresidente della regione Forcolin avverte le risorse in più per i veneti non arriveranno in tempi brevi. Sentiamo. Dopo 5 sedute fiume, il Consiglio regionale del Veneto ha concluso la maratona sul bilancio iniziata ai primi di dicembre, approvando la manovra finanziaria con 27 voti a favore, 12 contrari e 3 astenuti. Siamo soddisfatti per 3 motivi, dichiara il vicegovernatore e assessore al bilancio Gianluca Forcolin: l'aver approvato prima di Natale lo strumento di programmazione per il 2019, l'essere rimasti anche quest'anno l'unica regione a statuto ordinario a non applicare alcuna addizionale IRPEF e l'aver mantenuto tutti gli standard promessi dal programma elettorale di Luca Zaia. Dagli stanziamenti alle scuole materne paritarie con 31 milioni, ai forestali per garantire appunto l'efficienza degli strumenti soprattutto post-emergenziali di questi mesi, al sociale, alla famiglia, a molti fondi di rotazione e risorse che sono arrivati in capo all'economia con il collega Marcato per mettere appunto in moto anche qualche tipo di agevolazione alle nostre imprese. Dall'opposizione le critiche più dure arrivano dal Partito Democratico, il cui capogruppo Stefano Fracasso, nell'annunciare il voto contrario, accusa la maggioranza di non aver colto le necessità straordinarie dei territori colpiti dalla devastazione di fine ottobre. Interventi a favore della montagna sono stati previsti sia nella manovra di giunta sia negli emendamenti approvati, ribatte Forcolin. Quello che voleva il PD era una tassa dedicata. Abbiamo messo degli strumenti e delle risorse per quanto riguarda sia il rischio idraulico e quindi i 20 milioni di euro che il collega Bottacin avrà a disposizione, ma poi anche riferiti invece ad altri tipi di progetti e di lavori attraverso i consorzi di bonifica, i geni civili, quindi attraverso tutta la macchina operativa regionale. Quindi pensiamo che sia assolutamente fuori luogo oggi mettere un addizionale IRPEF, cioè mettere le mani in tasca ai cittadini, quando col governo stiamo interloquendo per avere delle importanti risorse nella legge di stabilità in fase di approvazione. Inevitabile lo sguardo al futuro col dossier sull'autonomia sul tavolo del Premier Giuseppe Conte, ma pensare che le risorse in più arrivino in tempi brevissimi, puntualizza Forcolin, sarebbe un errore. Si partirà dalla spesa storica per poi arrivare gradualmente ai fabbisogni standard. Sarebbe incoerente dire oggi una falsità, dire che magari avremmo il bilancio 2019 ricco di ulteriori risorse, però noi pensiamo che ci sia già e possiamo avere un primo passaggio e un primo elemento, perché questo è l'iter che dovrà portare nel quinquennio quello che è previsto dal documento. Ancora cronaca, è morto per un infarto Silvano Forza, il 79enne che sabato scorso è crollato a terra mentre stava chiamando i carabinieri dopo essere stato aggredito da un conoscente all'esterno di un bar di Cavarzere. Lo ha confermato l'autopsia che è stata eseguita oggi pomeriggio. Il medico legale non ha riscontrato lesioni interne compatibili con i colpi subiti dalla vittima, che era stata presa a pugni. Le uniche fratture sono quelle alle costole, che sono dovute però al massaggio cardiaco. Anche i graffi che l'uomo aveva sul volto non sarebbero riconducibili ai colpi ricevuti, quanto piuttosto alla caduta a terra mentre era al telefono con l'operatore del 112. L'aggressore, un uomo di 58 anni, resta indagato per omicidio preterintenzionale, ma saranno gli accertamenti successivi a stabilire se ci sia un nesso di causalità tra la lite ed il malore. Venezia festeggia il ritrovamento di una preziosa mariegola e di una pagina miniata del XIV secolo rubate dall'Archivio di Stato 70 anni fa. L'Archivio di Stato di Venezia festeggia il ritrovamento e la restituzione di 2 preziose mariegole, una incompleta, l'altra priva della carta iniziale, trafugate nel 1940 dalla Sala Diplomatica Regina Margherita, recuperate grazie a una minuziosa indagine coordinata dalla Procura di Venezia, svolta dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale del capoluogo lagunare. Le abbiamo ritrovate presso l'America, a Boston, presso una libreria statunitense, grazie alla sapiente attività della
Procura di Venezia che attraverso una rogatoria internazionale ci ha consentito con l'Agenzia Federale Americana, l'Homeland Investigation Security, di recuperare appunto queste due inestimabili dal valore culturale e anche economico opere d'arte. C'era emozione e commozione all'Archivio di Stato nelle parole di Giovanna Giubbini. È la seconda restituzione importante e qui conserviamo la memoria della città, ha detto la direttrice, che in esclusiva ha mostrato il luogo in cui le opere preziose erano custodite e da dove vennero trafugate. Il furto durante la Seconda Guerra Mondiale, la denuncia soltanto 9 anni dopo. L'Italia, così come Venezia, fu depredata anche di opere d'arte e in quegli anni chiaramente noi non avevamo ancora la banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti. Invece dall'89, grazie alla sapiente guida sempre del Ministero, siamo riusciti a fare questa banca dati attraverso la quale, con il confronto delle immagini che ci hanno segnalato da Boston con quelle inserite in banca dati, siamo riusciti a confrontarle e senza ragionevole dubbio a riconoscerle come quelle rubate negli anni 40 all'Archivio di Stato. Lo stato di conservazione della Mariegola di San Giovanni Evangelista è buono, mentre per la Mariegola della Misericordia servirà un'opera di restauro per la quale si è impegnato personalmente il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, grazie al fondo cui viene devoluto il suo stipendio. Lo fa il comune, direttamente il comune, no, pertanto è il comune che sostituisce, invece con tutti i soldi li investe. Nuovo scontro sul contratto decentrato, il sindacato ha rotto le trattative con l'amministrazione comunale. Sentiamo. Ancora un nulla di fatto. Dopo 15 ore sul decentrato dei dipendenti del Comune di Venezia, la trattativa si è interrotta. Non c'è un nuovo contratto decentrato che dà risposta ai lavoratori e ai cittadini perché l'amministrazione comunale sceglie ancora una volta di utilizzare le risorse dei lavoratori e dei cittadini per la propaganda dell'amministrazione. Noi volevamo un contratto che distribuisse risorse in modo equo, che valorizzasse la gran parte dei lavoratori e invece si sceglie di valorizzare i soliti noti, come è stato in questi anni, che sono solo alcuni settori di questa amministrazione, in particolar modo, come tutti sappiamo, la polizia locale, e non di guardare una macchina comunale che serve a tutta la città. I sindacati dichiarano di aver fatto proposte di buonsenso per arrivare a un nuovo contratto decentrato, in particolare su questioni aperte da tempo, come la mobilità interna, il sistema di valutazione e una distribuzione più equa delle risorse. Proclameremo subito l'agitazione e decideremo quali forme di lotta. Questa amministrazione decide di non tagliare niente al 7% di lavoratori, che sono quelli che portano a casa 3 milioni e mezzo di euro, e invece colpisce gli altri, quelli che hanno 1.100-1.200 euro di retribuzione. Si pensa sempre soltanto di aumentare gli organici dei vidici, forse perché si vuole tartassare di multe i cittadini e propagandare questa sicurezza fantomatica dell'amministrazione. Noi invece vogliamo parlare con i lavoratori per conquistare un contratto che dia diritti, salario e mette al centro la qualità della macchina amministrativa. Se l'atteggiamento fosse stato diverso, ha commentato il sindaco Brugnaro, se avessero detto ci mettiamo lì e cerchiamo delle soluzioni sarebbe stato meglio. Probabilmente un po' c'è voglia di provocare, forse i sindacati hanno qualche dissidio tra loro. Avevamo preparato la delegazione trattante, conclude, forse in maniera troppo generosa. I sindacati non hanno voluto firmare, noi eravamo pronti. Linea alla regia ora per la pubblicità, ci vediamo tra pochissimo. Eccoci di nuovo in studio con l'edizione di Venezia dei TG di Antenna 3. Nel tardo pomeriggio la firma per la realizzazione del nuovo polo di polizia per la terraferma che verrà edificato nell'ex scuola Monteverdi a Marghera. Firmiamo la nuova questura a Marghera, abbiamo buttato giù, noi al di là delle chiacchiere, abbiamo buttato giù la scuola Monteverdi, abbiamo raso al suolo con le ruspe, noi le abbiamo usate proprio spianata perché dentro era pieno di malavitosi di ogni genere e verrà fuori la grande questura di Venezia. L'ufficialità è stata raggiunta nel tardo pomeriggio con la firma del protocollo d'intesa che dà il via libera alla realizzazione del nuovo polo di polizia per la terraferma che verrà edificato nell'area dell'ex scuola Monteverdi in piazzale Giovannacci a Marghera. In prefettura è arrivato il capo della polizia Franco Gabrielli assieme al prefetto Zappalorto, il sindaco di Venezia e il direttore regionale dell'Agenzia del Demanio Dario Di Girolamo. Doveva esserci il ministro Salvini, credo sia all'estero, non so se riesce ad arrivare, ma insomma è con lui che abbiamo fatto questo, è grazie a lui che abbiamo fatto questo. Devo dire che a Venezia però siamo sempre un tantinello in anticipo sui tempi perché li abbiamo anticipati, per cui
è un grande orgoglio, insomma. L'area viene ceduta allo Stato in cambio di altri immobili demaniali dislocati nel territorio. La nuova struttura riunirà in un'unica sede i commissariati sezionali di Mestre e Marghera e ospiterà gli uffici di polizia collocati attualmente nell'edificio di via Nicolodi, tra i quali l'ufficio immigrazione. Tra le novità, l'apertura dello sportello unico per l'immigrazione. Si tratta del primo caso in Italia e permetterà una gestione più efficace della materia. L'opera, attesa da anni dai cittadini, garantirà la riqualificazione dell'area della stazione di Mestre e dei quartieri limitrofi. Si allarga ancora l'outlet di Noventa di Piave che entro la fine del 2019 arriverà ad ospitare oltre 160 negozi. Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di ampliamento dell'outlet di Noventa di Piave che prevedono un investimento di 25 milioni di euro. Si tratta del quinto intervento di espansione per la cittadella della moda, inaugurata esattamente 10 anni fa e che il prossimo anno si estenderà di ulteriori 3.300 metri quadri. L'allargamento si svilupperà nell'area dove finora sostavano i pullman turistici. Al termine dei lavori, a fine 2019, è prevista l'apertura di 10 nuovi negozi principalmente a tema sportivo che graviteranno intorno a una nuova piazza. Nel corso del 2018 l'outlet è stato visitato da oltre 3.800.000 persone, di cui circa il 40% provenienti dall'estero. Le presenze extraeuropee, stimate in base ai rimborsi richiesti all'ufficio tax free, pesano circa il 20% sul totale del fatturato, con una forte prevalenza di russi, cinesi e coreani. Il periodo natalizio ha finora visto una significativa crescita sia nelle presenze che negli acquisti. La stagione è inevitabilmente iniziata un pochettino in ritardo per via dell'effetto meteo, ma si sta muovendo in maniera molto soddisfacente e le crescite sono doppia cifra, si attestano nell'ordine del 16%, per cui non possiamo che essere soddisfatti. Allarme in Regione sulla magistratura onoraria, un settore della giustizia che secondo i consiglieri di Fratelli d'Italia sarebbe prossimo al collasso. Sono circa 400 in Veneto gli operatori di giustizia che compongono la magistratura onoraria e si occupano di procedimenti che vedono interessati quotidianamente migliaia di cittadini e piccole o medie imprese. Tutti quei procedimenti che magari non hanno un grande risalto sulla stampa, come alcuni processi di interesse nazionale e internazionale, ma rappresentano il vivere quotidiano di tantissimi cittadini, di tantissimi imprenditori. Se non funziona la magistratura onoraria, tutte queste categorie che aspettano giustizia da parte della magistratura rimarranno senza risposte. Questi componenti della magistratura, denunciano in una mozione i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia, vengono trattati dallo Stato in maniera indecente e l'ultima riforma li ha collocati in un limbo che rende la loro attività in qualche modo paragonabile al lavoro nero, rischiando di pregiudicarne l'operatività con conseguenze potenzialmente disastrose per gli utenti della giustizia. Basti pensare che attraverso anche l'ultima riforma approvata dal passato governo si riservano a questi operatori di giustizia trattamenti economici inferiori a quelli che vengono riservati con il reddito di cittadinanza a quei cittadini che si trovano a 780 euro senza andare a lavorare. Fratelli d'Italia domanda quindi al governo una riforma del settore che garantisca dignità a questi operatori della giustizia. E siamo in chiusura, vi ricordo la nostra rubrica sui presepi, se volete segnalarci le vostre natività vedete i riferimenti in sovraimpressione, inviateci le immagini o segnalateci le vostre creazioni, le nostre telecamere verranno nelle vostre case. Vi ricordo poi l'appuntamento con 20:10 subito dopo i TG, questa sera in studio con Ferdinando Avarino, Don Giovanni Brusegan per parlare di presepe e di crocifissi. È tutto, vi lascio come sempre in chiusura alle previsioni del tempo con il nostro meteo, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Il ciclone di Santa Lucia porta maltempo sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto il tempo risulterà spiccatamente instabile su tutti i settori. Sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata avremo infatti piogge piuttosto diffuse ovunque. Qualche pausa più soleggiata solamente sul Veronese. Locali nevicate sui settori alpini anche a bassa quota. Temperature fredde e in calo, minime tra -2 e 0 gradi.
valori massimi compresi invece tra 1 e 4 gradi circa. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Molto nuvoloso ma più asciutto al mattino, col passare delle ore deciso peggioramento un po' ovunque, con precipitazioni diffuse e localmente anche di moderata intensità e con pioggia mista a neve in pianura. Temperature in diminuzione con minime tra -1 e 0 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 3 e 4 gradi circa. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Sarà instabile anche sulla nostra regione, con il cielo che risulterà molto nuvoloso e spesso coperto, con precipitazioni anche nevose sui settori meridionali, qualche pausa più asciutta invece sui settori di confine. Temperature minime tra -1 e 0 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 5 e 7 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.